Sala operativa da unità cinofili. Avanti per sala operativa. Comunico l'inizio della ricerca con i cani della persona dispersa. Cambio. K ricevuto. Le unità cinofili si stanno recando sul posto, nel frattempo parte la squadra droni per fare una perlustrazione della zona per avere chiaramente la zona di ricerca e gli eventuali pericoli e ostacoli. Per noi facciamo ricerca dispersi in superficie. Sì, va bene, va bene. E ovviamente la nostra zona è soprattutto superficie, facevamo macerie, ma siamo chiamati più per la ricerca di persone disperse in superficie. E il vostro gruppo si chiama? Gruppo Cinofilo da Soccorso Gli Angeli della Protezione Civile e siamo in sede ad Adria. Ecco, praticamente i cani che vediamo qua sono di proprietà del singolo. Esatto. Quindi Si vivono con noi 24 ore al giorno. no, dicevo prima Non fuori sono onda. sì, date dallo Stato, provincia. Ecco, fuori onda, quindi è doppio volontariato. Esatto. Volontario sia il cane che il sì. suo. Le spese sono tutte in corpo. Ah, tutto vostro? Noi, tutto nostro. Ma e la preparazione del cane è sempre a carico vostro oppure c'è un corso? A carico nostro, noi abbiamo un centro di addestramento per unità cinofile da soccorso. Faccio conto che l'unità cinofila da soccorso per essere brevettata come minimo ci vogliono 2 anni di allenamento. Noi ci alleniamo 3-4 volte a settimana. Sempre a vostre spese. Sempre a nostra spesa. Bravi. Sì. E faccio conto che si parte col cane a 4 mesi. Ah, quindi un cane preparato e formato quanti anni più o meno ha? 2 anni. Un cane di 2 anni è in grado. Sì, incomincia. Dopodiché si vive di tutta esperienza. Si gira tutti i posti possibili e immaginari. Ovviamente non vi è una razza particolare, come potete vedere abbiamo un pastore tedesco grigio, Weimaraner, che sarebbe un segugio, e border collie. Posso fare anche i meticci. Ovviamente si parte da cuccioli, sono come una lavagna bianca e si comincia a scrivere per bene. Dopodiché si può arrivare anche a 2 anni e incominciare il percorso, però bisogna correggere i vari difetti, chiamiamoli difetti, i vari vizi che il cane ha, e si deve partire da piccoli. Ovviamente come i bambini piccoli si insegna a sciare o a nuotare, imparano, non hanno vizi di forma. Ho capito. Quindi si comincia subito ad amalgamare l'unità cinofila al cane conduttore. Cos'hai? Sgombro? Vengono sempre prima.